bilancio che si chiude in pareggio e con un prudente ottimismo verso il futuro. Asolo Musica festeggia così i suoi 40 anni con uno spiraglio di ottimismo che, visti i tempi, non è poca cosa. Tra poco presentiamo la stagione completa di Asolo. Le cose che ci fanno maggiormente piacere in questo momento è non solo che facciamo 150 concerti in tutta quanta la regione, che è un numero importante, quanto anche avere importanti collaborazioni come quello con la Fondazione Cini per la performance di tutti i quartetti di Beethoven, ed anche siamo contenti di ripresentare la crociera sul Sile organistica, che ha avuto molto successo l'anno scorso e che è una cosa molto gradevole che consiglio a tutti di fare insieme a noi. È una bella novità effettivamente. Asolo Musica e la sua rassegna sono sempre un dato di eccellenza nella nostra cultura trevigiana. Ringrazio il maestro Pupo, ringrazio l'avvocato Jacobi e tutti gli organizzatori, perché nonostante appunto le difficoltà riescono comunque a offrire qualche cosa di bello, di nuovo anche e di interessante a tutti noi. Un bilancio che si può dire positivo anche grazie all'aiuto dei privati che ritengono la musica fondamentale per la crescita dell'umanità. La musica è molto importante, io li ho seguiti da un po' di anni, li seguiamo da un po' di anni e abbiamo visto che fanno delle belle cose, delle cose che veramente fanno piacere ad ascoltarle, ti rilassano e ti fanno passare qualche ora diversa dal solito lavoro.